I piazzisti da 4 soldi sono quelli che sono stati eletti del 50% dei veneti, che corrispondono sostanzialmente a tutti i fedeli, per cui offendere noi è come offendere i veneti. Non accenna a diminuire la polemica sul tema dei migranti. Dopo l'ammonimento dei vescovi di Treviso e Vittorio Veneto, rispedito al mittente dal governatore con tanto di richieste di apertura dei seminari ai profughi, è di ieri l'affondo del segretario generale della CEI, Monsignor Nunzio Galantino, dalle pagine di Avvenire sui piazzisti che per raccattare voti dicono cose straordinariamente insulse sui migranti. Diretto il riferimento a Grillo e soprattutto a Salvini e alla Lega in genere, nettamente contrari rispetto alla Chiesa che chiede sempre maggiore accoglienza. Posizioni e polemiche destinate ad aumentare anche nella Marca, anche dopo la sentenza del TAR che riammette all'assistenza ai profughi che hanno manifestato bloccando la statale Vittorio Veneto e che per questo erano stati ammoniti dal questore. E mentre a breve arriveranno in Veneto altri immigrati, anche i sindaci di Treviso e Casieri iniziano a puntare i piedi sui nuovi arrivi e soprattutto sull'utilizzo dell'ex caserma Serena come centro di accoglienza. Accoglienza che, stando al governatore, non sarebbe condivisa anche da parte della Chiesa stessa. Il Papa deve predicare il Vangelo, il Papa per definizione ha sempre ragione, rappresenta Dio in terra. Però altrettanto vero, un Papa che ha saputo stupirci, un Papa che tutti noi amiamo, dovrebbe secondo me provare anche magari a chiamare i preti senza mediazioni e provare a parlare con i preti che dicono esattamente le stesse cose nostre.